Carissimi amici di Impari Apoco, come vedete il vostro amato cabarettista ha cambiato look, adesso sono un po' più giovanile. Come sapete, carissimi amici, nel mio corpo scorre sangue siculo calibro perché il nonno era di Vittoria e la nonna era di Oppito Mamertino, perciò ho anche degli amici, dei parenti in Calabria e vado a trovarli. Ho degli amici a Catona, parenti ce li ho a Catanzaro, a Reggio Calabria, a Vibo Pizzo e anche a Cosenza c'ho dei parenti. E allora l'altro giorno ho preso la nave e sono partito e sono andato a trovare degli amici a Catona. Quando sono arrivato a Catona, credetemi, ho visto il figlio di Rocco che era a terra. E ho detto, ma cosa stai facendo? E lui mi ha detto, dice, Impari Apoco, sto cercando di dividere le formiche di sesso maschile e le formiche di sesso femminile. L'ho guardato e gli ho detto, oh figlio mio, ma tu devi essere scemo. Ma togliti un po', fammi vedere. Ho preso una formica nelle mani e gli ho detto, ma se io qua non vedo un cazzo. E lui cosa mi ha detto? Dice, Impari Apoco, questo lo dovete mettere dove c'è il sesso femminile. Credetemi, lo volevo strozzare, lo volevo strozzare. Poi ho trovato altri amici, sono andato da un amico che era fidanzato e ho detto, ciao bello, ma come è finito? Eri fidanzato, ti dovevi sposare, non ti dovevi sposare. Ma cosa è successo? Dice, Impari Apoco, sono andato dalla mia ragazza, quando gli ho portato l'anello gli ho detto, mi vuoi sposare? Lei cosa mi ha detto? Dice, non incominciamo con le minacce, ma fuoco mio, ma con le cazzo ci vuole fortuna in vita. E chi? Poi ho trovato un altro amico, un professore, Impari Apoco di qua, Impari Apoco di là. E ho detto io, come andiamo? Dici tutto bene, dici però dici, in questo momento dici, Impari Apoco, dici, mi trovo nei verbi difettivi. E allora gli ho detto, sapete cosa fate? Ite a scuola e fateveli cambiare se avete i verbi che vi difettono, che volete da me? Cose dell'altro mondo, cose dell'altro mondo. Poi ho incontrato un altro amico e aveva suo figlio accanto. Gli ho detto, ciao Pasqualino, ma oggi non ci sei andata a scuola? Dice, sì, dice, Impari Apoco, sono andata a scuola e oggi la maestra mi ha interrogato. E cosa ti ha detto la maestra? Mi ha detto la maestra, chi è Mercurio? E tu cosa gli hai risposto? Credetemi amici miei, gli ha risposto che Mercurio è quello che ha creato il termometro. Oh, lo volevo uccidere, ma con le cazzo non si può di più, non c'è una cosa buona che succede. Ma alla fine, e chiudo, sono andato in caserma a trovare un amico che è nell'Arma dei Carabinieri e già vi ho detto tutto. E ho detto, Pasquale, come stai? Sto bene, dice Impari Apoco, insomma, dici, vi dovrei raccontare una storia. E cosa è successo? L'altro giorno mi trovavo in servizio e c'era una bella ragazza con la bicicletta, no? Io giustamente mi sembrava una ragazza sospetta e le sono andato dietro. La ragazza, credetemi, quando si è visto che io le andavo dietro, ad un certo punto lascia la bicicletta, va bene? Si spoglia nuda e si toglie anche le mutande, va bene? Allora a quel punto la ragazza mi ha detto, dici, prenditi quello che vuoi. E io cosa ho fatto? Mi sono portato via la bicicletta. Quando sono andato in caserma, gliel'ho raccontata all'amico mio, gli ho detto, senti, così, io dici, mi sono portato la bicicletta. E lui cosa mi risponde? Dici, tu ti sei portato la bicicletta, se ero io per te mi avrei portato indietro le mutande. Ma cose dell'altro mondo. Poi dicono che facciamo le barzellette nei carabinieri. Beh, carissimi amici, io vi saluto e un grazie sempre di cuore per tutto ciò che condividete per il sottoscritto Impari Apoco. Ciao a tutti voi, ci vediamo alla prossima. Ciao.